Buon pomeriggio e ben trovati, questa è Sicilia 24 Focus e il nostro approfondimento dopo il telegiornale, che apriamo con una frase che è riecheggiata in questi giorni perché è una frase densa di significato. C'è chi sceglie di non farsi prossimo e c'è chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese che di decisioni mancate. Sono le parole di Papa Leone XIV e noi oggi iniziamo il nostro focus con queste immagini. Migranti, quante volte abbiamo visto, abbiamo raccontato, lo abbiamo fatto da cronisti, lo hanno fatto i fotoreporter, hanno vissuto esperienze del contatto poi con questi uomini che speravano appunto in un futuro migliore, le tante associazioni che si muovono, che ruotano attorno all'assistenza ai migranti. Oggi parliamo di questo e parliamo di un gioiello che sta per nascere, che si chiamerà Rete Lampedusa. Per questo saluto i miei ospiti di oggi. Vicino a me c'è Agostino Sella, buon pomeriggio, che è l'anima perché il presidente di Associazione Don Bosco 2000, ma in questa sede vogliamo dire che è il segretario di Rete Lampedusa. E poi abbiamo dei collegamenti, il collegamento che chiama è quello con Antonio Parrinello. Buon pomeriggio Antonio, e tu all'immagine che abbiamo mostrato al nostro pubblico, fotografo, fotoreporter che ha vissuto, che ha macinato tanto tempo, tanta fatica proprio lì su quel molo Favarolo di Lampedusa. Ben trovato. Grazie Roberto per l'invito e grazie, un saluto a tutti i telespettatori. Allora, fra poco, appena la regia mi darà comunicazione, ci collegheremo fra poco anche con Pietro Bartolo, che naturalmente insomma per noi tutti, no, è sempre stato il medico di Lampedusa, poi europarlamentare, ma certamente anima di questo movimento, presidente di Rete Lampedusa, che sorgerà ufficialmente quando, Agostino? Il 15 luglio a Roma presenteremo Rete Lampedusa, che è una rete appunto e ha l'obiettivo di mettere insieme le associazioni che a vario titolo si occupano di migrazione in Italia, e siamo tantissimi. Io do solo qualche dato veloce. In Italia in questo momento 50.000 persone lavorano con la migrazione, significa che operatori culturali, mediatori, psicologi, coordinatori, assistenti sociali lavorano in questo ambito, ma purtroppo non riusciamo a costruire una narrazione positiva sulla migrazione. Il compito di Rete Lampedusa è quello di metterci insieme e di narrare una migrazione attraverso i dati, attraverso le statistiche, non parlando alla pancia degli italiani, perché noi non abbiamo mire politiche, non dobbiamo riempire le urne, noi dobbiamo cercare di parlare agli italiani attraverso i dati concreti. Questo è il vero obiettivo di Rete Lampedusa e possiamo farlo grazie a Pietro Bartolo, che insomma ci rappresenta tutti, è il nostro vestito, quindi tutti insieme a lui cercheremo di creare questa rete. Allora, questo nostro focus, ma anche tutta questa attività che poi porterà al 15, ma anche al 29, quando ci sarà una presentazione catanese di Rete Lampedusa, in realtà arriva all'indomani, eccolo qua la locandina che riguarda proprio migrazione, opportunità, non emergenza. Sono tre parole chiave delle quali parleremo. Arriva proprio all'indomani della visita di Papa Leone XIV, una visita che ha segnato molto le coscienze, quello perlomeno è ciò che si augurano tutte le associazioni che lavorano per la migrazione, non solo per la parola assistenza, ma anche per la parola appunto opportunità, lavoro, no? È stata una visita importante. È stata una visita importante prima di tutto perché, lasciamelo dire, noi che ci occupiamo di migrazione siamo visti sempre come i criminali che accolgono, quasi quasi raccogliere persone dal mare, aiutare i ragazzi africani che scappano dalla guerra e dalla povertà è diventato un crimine, perché siamo quelli che facciamo invadere le città da parte dei migranti, e sentire il Papa, che è la più grande istituzione religiosa nel mondo, dire che l'Europa sta sbagliando,
che i governi stanno sbagliando, che occorre prima di tutto accogliere, al di là di tutte le leggi. Dopo che si accoglie occorre integrare e poi occorre aiutare i paesi di origine, perché le persone che arrivano non è che arrivano per turismo, arrivano perché sono costrette a scappare dalla guerra o dalla povertà. Sentirlo dire dal Papa che, consentimelo, ha tirato le orecchie all'Europa, ha tirato le orecchie al governo italiano, ai governi europei, è per noi un grande punto di riferimento e sicuramente la data del 4 luglio a Lampedusa è una data da cui occorre ripartire per creare una nuova migrazione e anche una nuova narrazione su questi temi, perché la migrazione va gestita. L'uomo migra dai tempi prima del Sapiens, c'erano i Neanderthal e migravano, l'uomo sempre migra, ha migrato per sempre, occorre gestire la migrazione come è stato nella storia dei tempi e come sarà nella storia dei tempi. Allora, Agostino, un attimo ci fermiamo e andiamo subito da Antonio Parrinello. Antonio, le immagini, le fotografie, gli scatti aiutano sempre, no? A decodificare una realtà molto spesso cruda e a volte a puntare l'occhio su qualcosa che può sembrare non esattamente evidente. Di tanti anni, di tanti momenti a Lampedusa, qual è il tuo ricordo più vivido, quello che emerge, la punta dell'iceberg? Ma Roberta, sono tantissimi e ho dei ricordi ancora forti e chiari che mi sono rimasti impressi, come i pixel che ho impresso nel mio sensore delle mie macchine fotografiche. Il ricordo più forte sono i primi anni di questo racconto che ho fatto attraverso appunto una documentazione fotografica e ho avuto la fortuna di poterlo fare e inizialmente non posso che ricordare a tutti il 2011, è stato un anno per Lampedusa difficilissimo. Io mi sono ritrovato un paio di giorni prima a raccontare un po' l'isola e in quei giorni gli sbarchi erano in maniera continua assidua. Un giorno solo per ricordare, perché purtroppo poi la nostra mente alcune cose è facile scordarle, ma ecco, brevissima, state mandando in onda proprio questo e mi leggo a questa fotografia. Questa risale proprio al 2011 e in un giorno ci sono stati 45 sbarchi, in un'ora ci sono stati 45 sbarchi, cioè praticamente queste barche grandi o piccole erano uno dietro l'altro, sono arrivati esattamente 7.000 migranti. Allora questo numero così grande ha messo a dura prova l'isola di Lampedusa e io posso sostenere con grande chiarezza e dare grande rilievo e dignità al popolo di Lampedusa che un'accoglienza così non l'avevo mai vista attraverso i miei occhi, non attraverso la mia macchina fotografica, ma attraverso i miei occhi. Grazie. È stato un po' abbracciato tutti, abbracciare 7.000 migranti non è facile e questo è stato uno dei primi ricordi che sono indelebili. Grazie, grazie Antonio, ti stuzzicheremo su questi ricordi. E io saluto e ringrazio moltissimo Pietro Bartolo, che sarà il presidente di Rete Lampedusa. Buon pomeriggio Bartolo e grazie per essere con noi oggi. Buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori. Allora, lei si commuove ancora vedendo certi scatti? Beh, certo che mi commuovo ancora, mi commuovo soprattutto quando ne parlo, quando rivedo tutto quello che ho visto in quei quasi 30 anni della mia attività. Adesso sentivo parlare di quello che è successo nel 2011, ovviamente in 2 giorni sono arrivati quasi 7.000 persone, io ero là a gestire tutta la parte sanitaria, ad accogliere queste persone, cercare che poi ovviamente è stato un momento di particolare disagio perché non sapevamo dove metterli, ovviamente avevamo il centro pieno, io avevo messo a disposizione il campo sportivo perché allora ero il presidente della squadra di calcio, poi abbiamo sistemati alcuni, li abbiamo messi nell'area marina protetta, altri nella stazione marittima, altri ancora sono stati ospitati nelle case dei lampedusani e anche nelle barche della Lampedusa. Io stesso ho messo la mia barca a disposizione dove ci potevano entrare 4 persone, che erano in 20 almeno là dentro, ma ovviamente non potevamo fare diversamente. E poi la maggior parte si sono attrezzati loro stesse
in quella collina che poi abbiamo denominata la collina della vergogna, dove quasi 3.000 persone, prendendo tutti i pezzi di barche vecchie, si sono creato un villaggio da Cavallo Bianco, lo chiamiamo perché è stata pista, e dove ogni mattina io li facevo spostare, perché essendo anche responsabile dell'igiene pubblica avevo timore di perché sapete benissimo 3.000 persone che vivevano là facendo i loro bisogni, facendo tutto quello era diciamo possibile che potesse scoppiare qualche emergenza sanitaria, epidemia. certo. E allora li facevo spostare tutti i giorni, facevamo una disinfestazione dei luoghi e poi le facevamo passare qualche ora e poi li riportavamo là. Però è stato un momento diciamo di disagio per l'isola, ma non tanto per noi quanto per loro, perché un momento che per la prima volta il governo che era il governo Berlusconi-Maroni, hanno pensato di lasciarli per quasi 3 mesi a Lampedusa, perché facevano il braccio di ferro con l'Europa per avere i soldi, e quando hanno ottenuto però sulla pelle dei lampedusani e soprattutto di queste persone, quando hanno vinto la loro battaglia in 2 giorni mandando le navi veloci, ecco li hanno portati via. Ecco, ma noi abbiamo anche scioperato in quel periodo, ma non contro i migranti, abbiamo scioperato insieme ai migranti per il modo come è stato gestito quel momento particolare. Allora Bartolo, abbiamo iniziato parlando della visita di Papa Leone, no? E certamente Papa Leone si è rivolto all'Europa. Politicamente parlando, lei che tra l'altro, come dire, è stato europarlamentare, politicamente parlando, il riferimento, il grido è sempre all'Europa, e l'Europa che c'è adesso, come può decodificare questo grido? Questo grido lo può codificare come sempre va codificato, creando una fortezza Europa, perché è quello che sta succedendo. Ecco, anche quando io ero un parlamentare europeo mi sono trovato da solo a battermi contro tutti contro la migrazione, tutti verso destra, e ovviamente devo dire che ho sofferto la solitudine, come l'ho sofferta a Lampedusa, soprattutto nei primi anni, perché purtroppo nessuno mi sentiva, nessuno mi ascoltava. Volevo io comunicare, far sapere al mondo intero. Ho dovuto fare di tutto per far emergere questa problematica, e quindi l'Europa si è creata quasi come una fortezza, quindi facendo accordi oltretutto con paesi terzi, cosa che ancora oggi avviene. Ma guarda caso l'Europa, e quindi anche l'Italia ovviamente, perché in giro sono andati sia la von der Leyen e sia la Meloni a fare accordi con paesi terzi. Guarda caso abbiamo una predilezione a fare accordi con paesi terzi dove vige la dittatura, perché gli accordi sono stati fatti con Al-Sisi, quindi con l'Egitto, quindi con la Libia, quindi con la Tunisia, con la Mauritania, guarda con la Turchia, guarda caso, dove ci sono paesi dove vige la dittatura. E questo per me è una cosa gravissima, perché l'Europa, la più grande democrazia del mondo, che si basa su un pilastro principale, la signora von der Leyen, che è la guardiana dei trattati, così viene definita, la guardiana dei trattati, diciamo il pilastro principale su cui i padri fondatori si sono basati per creare questa Unione Europea era il rispetto dello Stato di diritto, e guarda caso noi andiamo a fare accordi con chi lo Stato di diritto non sa neanche dove è messo di casa, e questo è un tradimento per quanto mi riguarda. Allora, tutto questo per fare il lavoro sporco agli altri, ci laviamo le mani ma ci sporchiamo la coscienza, e questo ce l'abbiamo sulla coscienza. Quello che sta succedendo nel mio mare che normalmente noi lo chiamiamo Mare Nostrum, no? Mare Nostrum, adesso c'è qualcuno giustamente che lo chiama Mare Mostrum, perché è diventato un mostro che divora le vite delle persone. Più di 50.000 hanno perso la vita in quel mio mare, dico mio mare perché quel mare mi appartiene, io sono nato in quel mare, ci ho lavorato in quel mare, io facevo il pescatore, ecco, e lo so che cosa mi ha dato quel mare tutto, a me di darmi la possibilità di laurearmi, la mia famiglia di campare, come tutti i lampedusani, e oggi quel mare, un mare di vita, viene definito il mare Mostrum, ma è impossibile, questo è immorale tutto questo. E non è possibile che l'Europa possa comportarsi in questo modo, la democrazia più grande del mondo, l'Italia, con una Costituzione straordinaria, ecco che si comporta in questo modo, cioè approvando un patto sull'immigrazione che è deleterio, è veramente qualcosa di pessimo, ecco che ripercorre più o meno anche peggio
addirittura rispetto a come è stato diciamo, gestito la migrazione in tutti questi anni, cioè col regolamento di Dublino che non ha funzionato, tant'è che l'abbiamo dichiarato un fallimento in Parlamento europeo in plenaria, e continuiamo sulla stessa strada fatta di muri, di filospinati, di rimpatri. Adesso è venuta fuori la remigrazione, una stupidaggine immane. Ovviamente sappiamo che tutto questo è impossibile, attuarlo, e io vorrei vedere quando riusciranno a rimpatriare 5.000 persone, 5 milioni di persone, chi si andrà a raccogliere i pomodori, chi andrà a raccogliere olive, chi andrà e di questo parliamo, Bartolo. Io la blocco solo per un momento, perché al di là del grande sfogo e della grande osservazione a tutto tondo che lei ha fatto, culturale, sociale, politica, di cuore, di come dire, attività personale, poi ci sono però anche dei modelli operativi che fanno bene al cuore. Perché? Perché quello che vuole fare Rete Lampedusa è mettere insieme tutte le associazioni che operano veramente, perché sa cos'è? Io ho la sensazione che molto spesso si critica ciò che non si conosce, che molto spesso si ha paura di ciò che non si conosce, si etichetta, è facile farlo perché non ci si avvicina. Invece c'è chi si avvicina, come per esempio ha fatto l'associazione Don Bosco, e comunque i salesiani nel mondo sono un esempio mirabile. Noi abbiamo qui Agostino Sella, che è il promotore di un'attività incessante che fornisce ai migranti che arrivano sul nostro territorio delle opportunità. È vero, questo è un modello da applicare, è possibile? Ma un altro mondo è possibile rispetto a quello che si disegna. Noi dal 2011 sicuramente qualcuno di quei 7.000 migranti al Molo è arrivato anche da noi nei nostri centri. Noi abbiamo centri a Piazza Armerina, da Idone, in 8 paesi, in 8 comuni della Sicilia. Faccio solo un esempio: a Piazza Armerina, dove accogliamo 100 ragazzi, ogni anno noi mediamente facciamo 50 contratti di lavoro con le aziende, e Piazza Armerina non è Milano, non è neanche una città dal punto di vista economico che sta benissimo. Eppure tutti i ragazzi che accogliamo, dopo aver fatto il percorso di accoglienza, di integrazione, dopo aver imparato bene l'italiano, facciamo i percorsi in uscita e vanno a lavorare nelle aziende. Come dice spesso Pietro Bartolo, l'Europa è una RSA. Noi dobbiamo guardare la demografia, noi saremo sempre di meno da qua al 2050, l'Africa, che in questo momento fa 1.250.000.000 di persone, raddoppierà la propria popolazione e diventerà sempre più povera. Noi non è che abbiamo bisogno di loro, come dice Pietro, queste persone ci possono aiutare. Nelle aziende in Europa, da qua sempre al 2050, ci vorranno 48 milioni di lavoratori, altrimenti le aziende chiudono. Basta farsi un giro nei ristoranti a Catania, come a Cefalù, come a Roma. Chi fa l'aiuto cuoco sono ragazzi che arrivano dall'Africa, anche chi fa i camerieri, chi fa i lavori tra virgolette che noi non vogliamo più fare. L'obiettivo di Rete Lampedusa è favorire la migrazione legale, e oggi è possibile lavorare con la formazione prepartenza nei paesi di origine, fare in modo che i ragazzi nei paesi di origine facciano dei corsi di italiano e facciano anche attività di educazione civica, conoscono bene il nostro paese. Hanno poi il diritto ad avere il permesso di soggiorno per motivi lavorativi se in Italia ci sono le aziende che vogliono farli arrivare. Facendo questo matching è possibile che i ragazzi arrivino direttamente con gli aerei. Uno dei focus di Rete Lampedusa è proprio su questo. Noi dobbiamo evitare che i ragazzi partano, muoiono nel deserto, muoiono nel Mediterraneo e poi arrivano. Possono benissimo arrivare con gli aerei e possono andare nelle nostre imprese e lavorare insieme a noi con le nostre imprese. Questo è quello che vogliamo fare, anche perché ce n'è bisogno. Su tutto il territorio, stiamo parlando del paese, giusto? Stiamo parlando del paese Italia, e questo è molto importante. Allora, prima di fermarci per una pausa, Pietro Bartolo non ha visto all'inizio il nostro programma perché non era ancora collegato. Come ha visto però abbiamo il grandissimo Antonio Parrinello, che ci ha regalato negli anni tanti scatti di Lampedusa, tanti video di Lampedusa, e c'è una fotografia dolorosa, profondamente dolorosa, che vogliamo farvi rivedere. Questa è una fotografia che noi non dobbiamo
mai dimenticare. Antonio. Scusa Roberta, è vero. Io, scusate, rivedendo questa foto, ho un'emozione fortissima. Non lo faccio per far vedere, per mostrare qualcosa di profondo. Mostro soltanto quello che rivivo in quei momenti. È un'emozione fortissima. Entrare all'interno dell'hangar di Lampedusa, quest'isola aperta, a braccia aperte, che ha accolto vivi e morti, purtroppo, per me questo ricordo è ancora vivissimo e intenso. E, come anche Pietro, che ricorderà benissimo in questi momenti che abbiamo vissuto insieme. Tutte le ispezioni cadaveriche. Ha fatto le ispezioni Sì, cadaveriche Bartolo, naturalmente. Il medico che ha dato, come dire, ha dato anche opportunità di vita e che si è dovuto ritrovare a constatare la morte, a stabilire le cause. Insomma, non si può dimenticare chi ha lavorato in questo senso. Antonio, una delle più grandi tragedie in assoluto, no, nel Mediterraneo. Sì. È stata la più grande tragedia, perché il numero di morti sono stati 368, sono stati salvati 150-155, di cui 2 donne. Invece nei morti ci sono stati 2 donne o 3, adesso non ricordo bene, e 2 bambini. Infatti ricordiamo che nella foto c'erano queste bare bianche. Questo è stato un colpo al cuore, è stata una tragedia che penso che noi tutti dobbiamo ricordare, utilizzando le parole di Papa Francesco, una parola forte ma che lui ha utilizzato, ed è vergogna. Vergogna, questa stessa parola è stata utilizzata anche dal popolo di Lampedusa, dove si sono susseguiti purtroppo altre tragedie, e quindi cerchiamo di non dimenticare. Cerchiamo di non dimenticare. Cerchiamo di non dimenticare, perché queste tragedie, e sicuramente il nostro lavoro, questo lavoro di documentazione attraverso i filmati e attraverso le fotografie, è memoria storica, una memoria storica che dovremmo portarci sempre, ed è un modo è un faro che deve stare sempre acceso. Allora Antonio, io ti ringrazio, ti devo salutare anche perché il collegamento purtroppo non è come dire, al top, e vogliamo conservare l'emozione che ci lasci con questo intervento. Buon lavoro sempre, naturalmente, grazie per tutto quello che fai anche in questo senso. Il lavoro dei reporter, dei fotoreporter è importantissimo, perché sono scatti che arrivano nel mondo. Allora chiedo a Bartolo di rimanere collegato, ovviamente Agostino Sella non va via, torniamo tra un minuto. Siamo tornati in studio, parliamo oggi di Rete Lampedusa, il 15 la presentazione a Roma, lo ricordiamo il 29 invece una presentazione siciliana a Catania. Pietro Bartolo, allora, tutto quello che ha raccontato Agostino Sella, cioè tutto quello che è il modello operativo, no? Del poter dare opportunità a questi uomini e queste donne che arrivano appunto dall'Africa, è un modello realmente applicabile con le leggi che abbiamo al momento in vigore nel nostro paese? Certo che è applicabile, ovviamente. Quindi è un fatto di volontà. È un fatto di volontà. Sì, si tratta di buona volontà, e bisogna capire anche, come ha detto anche Agostino prima, che qualcuno dice che noi abbiamo bisogno di queste persone. Io dico che queste persone ci possono aiutare da tutti i punti di vista, dal punto di vista demografico, culturale, economico, sociale, medico-scientifico, e quando l'Europa si renderà conto di tutto questo, ovviamente dovrà sicuramente cambiare strategia, dovrà cambiare pagina rispetto alla migrazione, e si può fare. Io, sai, ho cercato per 30 anni, mi sono occupato qua a Lampedusa, in quel molo Favaloro, notte e giorno, ho accolto più di 350.000 persone. Non lo so quante ispezioni cadaveriche ho dovuto fare, comprese quelle del 3 ottobre, 368 vittime, ecco, ho dovuto fare, però poi ho cercato di
di trovare di fare delle scelte ovviamente nella mia vita per cercare di raccontare, far sapere quello che stava succedendo a Lampedusa, e l'ho fatto attraverso diversi mezzi. Mi sono aggrappato al mondo della cultura, ecco, ho avuto la fortuna di incontrare il maestro Gianfranco Rosi, abbiamo fatto un film che ha vinto tutto a Hollywood, però non è cambiato nulla. Allora mi metto a scrivere libri, anche io non sapevo neanche di sapere scrivere libri, però ecco, mi ci sono messo e quindi abbiamo scritto dei libri, niente da fare anche con quelli, fai piangere, fai commuovere, vado in giro per tutta l'Europa cercando di raccontare la verità e non cambia nulla. Poi la scelta di diventare politico e quindi entrare in Parlamento europeo non è cambiato nulla, anzi è stato approvato un patto sull'immigrazione che è deleterio, però io credo, sono certo, ecco, era un'idea che maturavo da diversi anni, quella di trovare, poi ho incontrato Agostino ovviamente che ha un'esperienza in questo campo e quindi ci siamo messi insieme e abbiamo detto facciamo questa rete Lampedusa che si può fare. Rete Lampedusa rappresenta praticamente quello che da anni sento parlare, aiutiamola a casa loro. Ecco, rete Lampedusa intanto li aiuta a casa nostra e poi li aiuta a casa loro, anche perché ecco, attraverso i corridoi lavorativi, perché abbiamo preso contatto già con l'ambasciatore, poi abbiamo preso contatto anche con le istituzioni d'Italia, si può fare e si propone anche l'obiettivo, quello che una volta acquisito quel know-how, maturato quell'esperienza qua in Italia, nelle imprese dove vengono assunte, possono, se vogliono, ecco, ritornare nel loro paese a implementare quello che hanno acquisito, quell'esperienza nei loro paesi. Ecco, noi li riaccompagniamo, li aiutiamo economicamente ad aprire la gente, e questo è quello che sì, quando sento dire aiutiamole a casa loro. Ecco, in questo modo possiamo aiutarli a casa loro. Intanto li aiutiamo a casa nostra perché l'urgenza prevede questo, e poi ovviamente questo sicuramente potrebbe essere un modello, non il modello Albania che è una schifezza, ma il modello rete Lampedusa può essere esportato e può essere ovviamente un modo come affrontare e governare la migrazione, non è il modo come stiamo facendo adesso, perché non credo che come stiamo facendo adesso, anche con il discorso della remigrazione, rimpatri, muri, filospinati, facendole morire nel mio mare più di 50.000 persone hanno perso la vita, saranno almeno il doppio perché non sappiamo quanti ne muoiono. Pensate che all'inizio, per esempio, all'inizio del ciclone Henry, che ha investito il Mediterraneo e quindi anche Lampedusa, sono morte in quel giorno 1.000 persone. Nessuno ne ha parlato e non ne devono parlare perché devono dimostrare che hanno risolto il problema, che poi non è un problema, l'hanno fatto diventare un problema, e allora nessuno ne deve parlare. Però capisce bene, in un giorno 1.000 morti, più di una guerra, ma neanche una guerra fa 1.000 morti in un mese, in un giorno. Eppure non ne parla nessuno. Fra quelle persone c'erano bambini, donne, uomini, e non erano sicuramente dei nemici, perché quando sento dire dobbiamo difendere le frontiere, non l'avete sentito? Le frontiere vanno difese quando un paese è in guerra. Viva Dio, noi non siamo in guerra con nessuno e neanche questi sono i nostri nemici. Bambini, uomini e donne che non hanno nessuna colpa, che muoiono nel mio mare. È immorale tutto questo. Bartolo. Dobbiamo cambiare totalmente strategia. Allora Bartolo, purtroppo siamo quasi al termine. Io però vorrei che, al di là di tutte queste parole importantissime che sono state pronunciate, ribadissimo il concetto che Rete Lampedusa non significa guardare e basta, significa la possibilità, no? Significa la possibilità di agire. Di quanti Agostino Sella, di quanti Pietro Bartolo c'è bisogno per Rete Lampedusa e quanti ce ne sono già pronti ad agire praticamente? C'è una fetta della popolazione italiana che pensa che la migrazione sia un'opportunità, ma non ha gli strumenti per poterlo dire e neanche per poter intervenire e implementare. Rete Lampedusa vuole essere il luogo dove tutti coloro i quali pensano che la migrazione sia un'opportunità possono andare, possono aderire, basta andare sul nostro sito retelampedusa.org. Diciamolo così. Retelampedusa.org, già abbiamo, avendo fatto pochissimo, abbiamo tantissime adesioni, abbiamo anche difficoltà perché abbiamo preso una sala di circa 200 persone, già abbiamo tantissime persone che si sono, diciamo, iscritte per venire con noi il 15 luglio, per cui facciamo appello a tutti coloro i quali vogliono
costruire una narrazione basata sui dati, perché non è possibile dire che i migranti uccidono le donne, fanno criminalità, basta guardare i dati, le cose vanno viste profondamente, la migrazione è un fattore complesso e va trattato come un fattore complesso. Una cosa molto importante, i numeri hanno un peso, hanno un valore e non certamente perché i migranti siano ormai guardati come numeri, quanto perché i numeri danno una dimensione, così come sarà importantissima la creazione del comitato tecnico scientifico, certo, all'interno, no? Già a Roma ci sarà solo 2 nomi, Carlo Borromeo, che in Italia sul terzo settore è, diciamo, è stato il presidente di Fondazione con il Sud, ha una grandissima esperienza, una grandissima rete, Eraldo Affinati, scrittore, proprio ieri ha fatto un bellissimo fondo su Repubblica, quindi cercheremo di affrontare anche il linguaggio sulla migrazione in maniera diversa, per fare in modo di arrivare agli italiani, perché oggi purtroppo si arriva alla pancia degli italiani parlando di remigrazione, che come ha detto Pietro è una grossa balla, perché è impossibile remigrare in Africa 5 milioni di persone che in Italia rappresentano il 17% del prodotto interno lordo, cioè come fai? Quindi perché occorre dire alle persone delle cose che non è possibile realizzare? Eppure parlando questo linguaggio, che è un linguaggio banale, semplice, si arriva alla pancia degli italiani e poi cosa si fa? Perché occorre riempire una parte, diciamo, politica rispetto all'altra. Allora, io sono convinta che noi potremmo andare avanti ancora per un bel po'. Però, siccome il mio spazio è terminato, io non posso fare altro che ringraziarvi tanto e di dirvi che noi ci siamo, che ci saremo, che cercheremo di seguire a Catania. Certamente il 29 a Catania seguiremo questo appuntamento di lancio di Rete Lampedusa. Voglio chiudere con Bartolo, che però deve essere brevissimo, mi deve essere proprio breve, mi deve dire un nome, uno solo, che non faccia il torto a nessuno, di qualcuno che rappresenta un fiore nel deserto, una perla che è arrivata da quel paese e che ha trovato in questa terra una realizzazione vera. Un nome che rappresenta tutti loro. Me lo dice? Amila, la mia stella. Amila ce l'ha fatta lei. Perché gli altri no? Perché non ce la devono fare? Leonardo, lui ce l'ha fatta, è arrivato da solo senza la mamma. Lui ce l'ha fatta. Susanne ce l'ha fatta, Mustafa ce l'ha fatta, Chebrat che era morta, l'abbiamo risuscitata e ce l'ha fatta. Perché tutti gli altri devono morire? Perché? Grazie. Grazie di cuore a Pietro Bartolo, presidente di Rete Lampedusa. Grazie ad Agostino Sella, segretario di Rete Lampedusa e anima meravigliosa della colonia anche Don Bosco, perché è lì che si farà l'appuntamento, si terrà l'appuntamento della presentazione a Catania. Grazie a tutti voi per averci seguito e anche naturalmente un grazie ad Antonio Parrinello che ha fatto parte dei nostri ospiti di oggi. Un buon pomeriggio.